Benvenuto, solidarietà, ambiente e lavoro. Immagino che siano questi i vostri principali punti programmatici. Assolutamente sì, perché solidarietà è la risposta alle tante persone, alle tante famiglie che oggi sono in difficoltà. Lo erano prima, perché va sempre ricordato che in questo Veneto, Felix, il 20% della popolazione stava sotto o appena sopra la soglia di povertà relativa. Questo dato sicuramente crescerà per effetto di questa crisi che ha travolto l'economia veneta e non vede risposte nel breve periodo, e quindi il tema della solidarietà, del non lasciare nessuno indietro con intervento pubblico. Poi ambiente e lavoro, insomma. Ambiente, noi crediamo che questa sia una questione fondamentale, cioè nel senso che ormai ci appare acclarato che i cambiamenti climatici stanno, come dire, impattando fortemente ovunque, ma in Veneto in maniera molto importante, anche perché nel Veneto sono state fatte politiche che hanno cementificato e reso fragile questo territorio, e quindi l'ambiente è un punto fondamentale del nostro programma. Ambiente non è in senso generico, ambiente significa interventi importanti, investimenti significativi nella riconversione delle produzioni, ma anche in tutte le questioni che riguardano il risanamento del territorio, delle acque, eccetera. Certo. Insomma, una politica. Lavoro ci sta, cioè nel senso che proprio a partire dal fatto che oggi non è soprattutto l'intervento pubblico che regge, insomma, l'economia e la ripresa. Il pubblico deve essere protagonista non solo della programmazione e la pianificazione di questa ripresa, ma il pubblico deve essere anche protagonista in prima persona con gli investimenti sull'ambiente, che possono creare molto più lavoro di quello che creano i progetti di grandi opere, a cui noi siamo contrari, e lavoro pubblico, perché noi abbiamo visto che ad esempio i tagli sulla sanità, i tagli sulla scuola, eccetera, i tagli sul pubblico in generale li abbiamo pagati pesantissima, in maniera molto pesante. Insomma. Ultimissima cosa, avete fatto una vostra lista di fondazione col Partito Comunista Italiano perché ritenete che il centro-sinistra, chiamiamolo, il candidato Lorenzoni, non abbiano le stesse attenzioni a questi temi? Allora, intanto sì, noi abbiamo fatto una nostra lista di alternativa perché noi riteniamo che nella sostanza sulle questioni fondamentali, cito l'autonomia differenziata, le grandi opere, le Olimpiadi di Cortina, che sono le bandiere di Luca Zaia, nei fatti il centrosinistra non è all'opposizione, cioè, e non propone in realtà un'alternativa, fa una narrazione sulle questioni ambientali, ma poi vota alla conferenza dei servizi di Mestre Venezia per l'inceneritore di Fusina, cioè, c'è una assoluta incoerenza fra alcuni ragionamenti che vengono agitati come propaganda nella campagna politica e poi i fatti che poi si materializzano negli atti amministrativi.